protezione civile portati avanti dagli alpini. La scelta può essere effettuata in diversi modi. Nel modello 730 o nel modello redditi è sufficiente firmare nel riquadro dedicato al sostegno degli enti terzo settore e riportare il codice fiscale dell'ente sotto la firma. Anche chi presenta soltanto la certificazione unica può contribuire. Infine, chi utilizza la dichiarazione precompilata online può inserire direttamente i dati attraverso il portale dell'Agenzia delle Entrate. Per effettuare la donazione basta inserire il codice fiscale della Fondazione Ana Onlus che vedete in sovrimpressione nell'apposita sezione dedicata al 5 per 1000. Un piccolo gesto, dunque, che può trasformarsi in un aiuto concreto per sostenere il lavoro quotidiano degli alpini al servizio della collettività. Con il tuo 5 per 1000 puoi essere al nostro fianco. Dona il 5 per 1000 all'Associazione Nazionale Alpini. Sempre avanti, insieme. Riscaldamento climatico e politiche bellicose pongono nuove sfide da affrontare con strategie di impegno collettivo. Con una proposta condivisa, CGIL e CISL-UIL intendono rilanciare il modello delle relazioni industriali, aggiornandolo alle trasformazioni del lavoro. A Varese, il cambio d'appalto per le ditte di pulizie ha comportato la perdita dei diritti acquisiti in anni di trattative. Il nuovo rapporto dell'INAP segnala che in molti non presentano la domanda per la disoccupazione, pur avendone diritto. A Roma, nella Sala Santi della CGIL nazionale, le associazioni che compongono la Via Maestra si sono confrontate con interventi e proposte per la transizione energetica. In un tempo in cui imperversano contemporaneamente una crisi economica, una crisi sociale, una crisi geopolitica, ci siamo detti che dobbiamo innanzitutto tenere insieme
la questione sociale e le nostre rivendicazioni su quel versante con la lotta per la pace. Le guerre sono motivate soprattutto dall'obiettivo di accaparrarsi le fonti fossili, per poi farne anche una leva, come stiamo vedendo, non solo economica, ma anche politica di potenza. Dall'Europa e dalla NATO continuano però le pressioni per il riarmo. È chiaro quindi che la conversione ecologica dei nostri sistemi produttivi e l'accelerazione della transizione verso le energie rinnovabili avrebbero un duplice effetto: rendere non solo ambientalmente sostenibile il nostro modo di vivere, di produrre e così via, ma anche togliere a questi signori della guerra tanta acqua in cui stanno in questo momento nuotando liberamente. Se davvero l'Italia volesse raggiungere il 5% del PIL in spese militari entro il 2035, dovrebbe nei prossimi 10 anni, al posto di investire nelle vere priorità che sono state anche ricordate questa mattina, dovrebbe dedicare al settore della difesa la cifra monstra di quasi 1.000 miliardi di euro. Una scelta assolutamente incompatibile non solo con un modello sociale fondato sul welfare pubblico universalistico, a partire appunto da sanità, istruzione, previdenza, eccetera, eccetera, ma con qualunque ipotesi anche di politica industriale che invece è assolutamente necessaria per affrontare questa sfida che è cruciale e da cui dipende anche il futuro stesso del sistema produttivo italiano ed europeo. Il dumping contrattuale è la pratica con cui si applicano contratti meno tutelanti per ridurre il costo del lavoro, abbassando salari e diritti rispetto ai contratti di riferimento del settore. Questo fenomeno si alimenta attraverso i cosiddetti contratti pirata, firmati da organizzazioni poco rappresentative e utilizzati per offrire condizioni economiche e normative peggiori rispetto ai principali CCNL. Le conseguenze ricadono sia sui lavoratori, che vedono diminuire tutele e retribuzioni, sia sulle imprese corrette, penalizzate da una concorrenza fondata sul risparmio anziché sulla qualità e sull'innovazione. CGIL, CISL e UIL hanno presentato una proposta di accordo quadro che punta a rinnovare il sistema delle relazioni industriali, aggiornando un impianto nato oltre 10 anni fa e confrontandosi con le nuove sfide tecnologiche e con le profonde trasformazioni dell'organizzazione del lavoro. Al centro della proposta resta il contratto collettivo nazionale, confermato come principale strumento di tutela per garantire diritti e salari uniformi su tutto il territorio. Accanto a questo, la contrattazione aziendale e territoriale avrebbe un ruolo più ampio nell'affrontare temi come produttività, gestione del lavoro, sicurezza, formazione e innovazione dei diversi settori produttivi. Uno degli obiettivi è recuperare il potere d'acquisto delle retribuzioni, prevedendo verifiche periodiche affinché gli aumenti salariali seguano non solo l'andamento dell'inflazione. La proposta distingue inoltre tra trattamento economico minimo, che comprende gli elementi fissi della busta paga, e trattamento economico complessivo, che include anche welfare contrattuale, tredicesime e altri istituti previsti dai contratti nazionali. Il peso delle organizzazioni sindacali verrebbe certificato attraverso il numero degli iscritti e i voti ottenuti nelle elezioni delle RSU, che dovrebbero essere estese anche alle imprese più piccole, rafforzando una presenza democratica nei luoghi di lavoro. Il documento individua poi nella formazione un diritto universale, con almeno 40 ore annue di aggiornamento in orario di lavoro per affrontare le trasformazioni tecnologiche e ambientali. Accanto a questo vengono rafforzati gli strumenti per la prevenzione degli infortuni e il ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Per il lavoro italiano potrebbe aprirsi una nuova stagione di regole condivise.
Filcams CGIL guida la protesta a Varese per il cambio dell'appalto delle pulizie da CM Service a Coop Service. Questi qua sono arrivati a toglierci tutti i diritti che avevamo. Però non è giusto, bisogna lottare, bisogna combattere fino alla fine. Direi alle colleghe di non abbattersi, di tirare le grinte, forza, coraggio, perché dobbiamo riavere i nostri diritti. Non è il primo presidio che abbiamo fatto, ne abbiamo fatti altri, siamo andati a sciopero, non è detto che non arriveremo a fare altre mobilitazioni, perché la Filcams ha preso posizione, perché noi la maggiorazione sul lavoro domenicale la vogliamo. Costasse quel che costasse, ma noi pretendiamo, rivogliamo i diritti che ci sono stati negati, perché i diritti non hanno un costo, i diritti non si azzerano. Il rischio è legittimare che le aziende che subentrano non riconoscano i diritti preesistenti. Perché in tutto questo, nel mondo degli appalti, non possiamo pensare che le aziende committenti se ne lavino le mani rispetto alle situazioni che vedono tutti i giorni, quello che succede sui cambi d'appalto. L'azienda sanitaria ospedaliera ha dichiarato di essere spettatrice rispetto a questa situazione, noi queste dichiarazioni non le possiamo accettare, quindi questo è un bel messaggio che noi vogliamo dare anche a tutte le aziende committenti. Le aziende committenti devono essere responsabili di quello che succede all'interno dei loro luoghi di lavoro, a chi affidano gli appalti, a che condizioni affidano gli appalti. Quindi Filcams su questo vuole essere ben precisa, ha un messaggio ben preciso: i diritti che c'erano vanno mantenuti e le committenti devono essere responsabili non solo a parole ma anche sui fatti. «1942. Roma. Delle campane suonano a morte mentre un feretro sfila per le strade romane. Lo accompagna una semplice corona di fiori. Sono rossi, l'ultimo omaggio dei compagni di Argentina Altobelli a ricordare il suo impegno per i diritti dei lavoratori. Ma torniamo indietro di più di 50 anni. Fermiamoci a Bologna, davanti a una piccola biblioteca in fiamme. A bruciare sono testi di storia, filosofia, trattati di politica. La loro proprietaria è una bambina gracile, dagli occhi scuri, destinata a guidare la Federterra per quasi 20 anni. Non bastò bruciarle i libri per spegnere il suo interesse per i più deboli. Continuò a studiare fino a che a Bologna, per la prima volta, prese la parola su un palco. Lo fece per darla a chi nell'Italia di fine Ottocento era ascoltato ancora meno dei propri colleghi operai: le donne, condannate a essere ninnoli di lusso nelle classi sociali più alte e serve nella classe operaia. Per sé, questo non lo accettò. Il marito, Abdon Altobelli, accettò di occuparsi dei figli per consentirle di viaggiare. Così Argentina attraversò la pianura padana, parlò alle mondine, alle braccianti, alle donne della terra. A Bologna, nel 1901, contribuì a fondare la Federazione Nazionale dei Lavoratori della Terra, Federterra, dando unità e disciplina ai movimenti frammentati degli agricoli che il 12 gennaio 1902 ottennero il primo congresso costitutivo di categoria. Nel 1905 diventò la segretaria nazionale di Federterra, riuscendo a far crescere gli iscritti da 75.000 a 1 milione. La sua azione sindacale non si limitò alla contrattazione, ma puntò a cambiare lo statuto civile dei contadini, fino ad allora esclusi dalle principali tutele riconosciute nell'industria. Ottenne la protezione contro gli infortuni in agricoltura, l'assicurazione per invalidità e vecchiaia, la tutela contro la disoccupazione involontaria, diritti che diedero finalmente a milioni di braccianti e contadine una cittadinanza piena. Fin dal 1906 fece parte del consiglio direttivo della CGIL, la Confederazione Generale del Lavoro diretta da Rinaldo Rigola, e venne designata tra i componenti della direzione nazionale anche all'interno del Partito Socialista Italiano, carica che ricoprì anche nel 1908 e nel 1910. Nel 1915 divenne consigliera del lavoro e rappresentante dei contadini al Ministero per l'Agricoltura, l'Industria e il Commercio, promuovendo un primo maggio di protesta contro la situazione drammatica dei disoccupati, e dal 1919 divenne anche la rappresentante del Consiglio Superiore della Previdenza e delle Assicurazioni. Nel Partito Socialista e nella CGIL, Argentina fu una dirigente ascoltata anche a livello internazionale, presente nei congressi europei dei lavoratori della terra, portando sempre avanti le battaglie degli ultimi.
Quando il fascismo impose lo scioglimento di Federterra, Argentina rifiutò ogni compromesso, anche quando il regime tentò di cooptarla offrendole incarichi istituzionali. Scelse il silenzio come ultima forma di opposizione, pagando la scelta con povertà e isolamento, ma senza mai rinnegare i propri ideali. Ogni anno quasi 2 milioni di persone ricevono un sostegno economico dopo aver perso il lavoro, ma una parte consistente di chi avrebbe diritto alla NASPI non presenta nemmeno domanda. È quanto emerge da un nuovo rapporto dell'INAP dedicato alle misure di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria. Lo studio evidenzia che tra il 2021 e il 2023 quasi il 40% dei lavoratori con i requisiti necessari non ha richiesto l'indennità di disoccupazione. Il fenomeno interessa soprattutto le persone con un basso livello di istruzione e in misura ancora maggiore molti lavoratori stranieri che spesso incontrano difficoltà informative o amministrative nell'accesso alle prestazioni. La ricerca analizza anche il percorso di chi percepisce la NASPI. Il 43,4% riesce a rientrare stabilmente nel mercato del lavoro, mentre una quota continua ad alternare periodi di occupazione e disoccupazione. Per i ricercatori, oltre al sostegno economico, resta fondamentale rafforzare i servizi di orientamento e le politiche attive del lavoro per accompagnare le persone verso un reinserimento stabile e ridurre il rischio di esclusione occupazionale. Secondo la e-Jobs Barometer 2026 di PwC, basato su oltre 1 miliardo di annunci in 27 paesi, le offerte che richiedono competenze legate all'intelligenza artificiale sono cresciute del 69% nel 2025, quasi 8 volte più del mercato complessivo, fermo al 9%. La domanda riguarda soprattutto profili capaci di usare strumenti come macchine learning, AI generativa e grandi modelli linguistici. I settori più dinamici sono tecnologia, media e telecomunicazioni, servizi professionali e finanza. Anche in Italia il fenomeno accelera. In un anno gli annunci con competenze AI sono aumentati di circa 24.000 unità e rappresentano l'1,7% del totale. A trainare sono analisti di sistemi, statistici, sviluppatori software e web, ma la richiesta cresce anche nel marketing, nella comunicazione e nel design. Dal 1 luglio 2026 entrano in vigore nuove regole sulla previdenza complementare con l'obiettivo di favorire un'adesione più ampia ai fondi pensione e rafforzare le tutele per il futuro. La novità principale riguarda i lavoratori del settore privato alla prima occupazione che saranno iscritti automaticamente al fondo previsto dal contratto collettivo o, in assenza di un fondo di categoria, al fondo Cometa. Resta comunque la possibilità di rinunciare entro 60 giorni. Con l'adesione il TFR confluisce nel fondo pensione e si aggiungono anche i contributi previsti dal contratto collettivo, compreso quello del datore di lavoro, che rappresenta una quota aggiuntiva di salario frutto della contrattazione. Per chi ha già lavorato in passato non cambia la scelta effettuata. Chi aveva aderito continuerà a versare secondo le modalità già adottate, mentre chi aveva lasciato il TFR in azienda o nel fondo tesoreria INPS manterrà quella destinazione. L'adesione automatica non si applica ai rapporti di lavoro di durata inferiore a 2 mesi. Cambiano anche le modalità di accesso alle prestazioni. Oltre alla tradizionale rendita vitalizia, sarà possibile scegliere formule più flessibili, come rendite temporanee, pagamenti programmati o combinazioni tra una quota di capitale e una rendita successiva. Rimane inoltre la possibilità di ricevere l'intero capitale nei casi previsti dalla legge, quando il montante accumulato non raggiunge determinate soglie. Per orientarsi tra le novità e conoscere il fondo pensione previsto dal proprio contratto, rivolgiti a una sede Inca CGIL più vicina a te, così da valutare con attenzione i vantaggi della previdenza complementare. Da giugno a ottobre i beni confiscati alle mafie tornano a essere luoghi di impegno e partecipazione.
Nei campi promossi da Libera, Arci e UCAPT, quasi 250 volontari dello SPI CGIL affiancano migliaia di giovani in attività che uniscono lavoro, formazione e cittadinanza attiva. Tra le novità c'è il laboratorio L'Antimafia, parola per parola, nato con Libera e tratto dall'omonimo volume di Liberetà. L'iniziativa rafforza il dialogo tra generazioni e sostiene anche la campagna Diamo l'Infalbene, che chiede di destinare il 2% del Fondo Unico Giustizia a riuso sociale dei beni confiscati. Questa volta l'aumento in autostrada non riguarda i pedaggi, ma le buste paga. È stato infatti rinnovato il contratto nazionale di filiera autostrade e trafori, che interessa circa 13.000 lavoratrici e lavoratori del settore. L'accordo, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali del comparto, tra cui FILT CGIL, ha validità retroattiva dal 1 luglio 2025 e fino al 30 giugno 2028. Sul piano economico è previsto un aumento salariale complessivo di 250 euro a livello C, distribuito in 4 tranche tra agosto 2026 e gennaio 2028. L'incremento sui minimi tabellari supera il 13%. A questo si aggiunge un una tantum di 700 euro che sarà erogata a luglio 2026. Il rinnovo prevede inoltre risorse aggiuntive destinate alla previdenza complementare, alla polizza sanitaria e all'ente bilaterale Ebinat per un valore complessivo che porta il beneficio economico totale a 280 euro a livello C. Una delle novità più rilevanti riguarda poi l'ampliamento dei diritti. Vengono introdotte 2 giornate di permesso all'anno per i caregiver insieme a nuovi permessi legati all'infanzia. Lo smart working sarà garantito per almeno una giornata a settimana nei casi previsti dalla legge 104 e per chi svolge attività di cura, mentre per il restante personale si aprirà un confronto aziendale. L'intesa interviene anche su sicurezza, relazioni industriali e organizzazione del lavoro. Tra i punti previsti ci sono il rafforzamento della Stop Work Authority, tutele legali per lavoratrici e lavoratori vittime di reati anche online, un articolo dedicato all'invecchiamento attivo e all'avvio del confronto sulla riduzione dell'orario. Sul tema dell'intelligenza artificiale, le parti si impegnano a monitorare e gestire gli eventuali impatti occupazionali, affidando all'ente bilaterale il ruolo di osservatorio di settore. Dal 1 luglio 2026 è aumentato l'assegno di incollocabilità, il sostegno economico riconosciuto dall'INAIL ai lavoratori che a causa di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale hanno riportato una riduzione permanente della capacità lavorativa, tale da rendere difficile un nuovo inserimento occupazionale. L'importo mensile sale a 312,55 euro, in seguito alla rivalutazione annuale calcolata sulla base dell'andamento del costo della vita rilevato dall'Istat. L'adeguamento sarà applicato automaticamente ai beneficiari. Per informazioni dettagliate per presentare la domanda ci si può rivolgere alle sedi territoriali del patronato Inca CGIL. Cambiano le regole della formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Con l'entrata in vigore del nuovo accordo Stato-Regioni si conclude il periodo transitorio e prende forma un sistema unico che riunisce e semplifica la normativa precedente, introducendo nuovi obblighi per imprese, datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori. Tra le novità più rilevanti c'è l'obbligo di formazione anche per tutti i datori di lavoro che dovranno frequentare un corso di 16 ore entro maggio 2027. Per chi svolge anche il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, viene previsto un percorso unificato con un modulo comune e ulteriori approfondimenti destinati ai settori a maggiore rischio, come edilizia, agricoltura e industria chimica. Cambia anche la formazione dei preposti, che passa da 8 a 12 ore, con aggiornamento ogni 2 anni e lezioni esclusivamente in presenza o in videoconferenza sincrona. Per i dirigenti invece il corso base viene ridotto a 12 ore. L'accordo definisce inoltre percorsi specifici per l'utilizzo di particolari attrezzature e per attività svolte negli ambienti confinati. Grande attenzione è riservata alla qualità della formazione. Saranno rafforzati i controlli sulla conoscenza della lingua italiana, sulla tracciabilità dei corsi e sulla verifica dell'apprendimento, che dovrà proseguire anche durante l'attività lavorativa. Resta inoltre confermato l'obbligo di formare il personale prima dell'assegnazione
all'iscrizione alla mansione già all'avvio del rapporto di lavoro. Per il settore turistico e della ristorazione, considerato a basso rischio, la formazione specifica potrà essere completata entro 30 giorni dall'assunzione. Il rispetto delle nuove regole diventa fondamentale anche in vista delle ispezioni. Eventuali irregolarità in materia di salute e sicurezza possono avere conseguenze rilevanti fino alla trasformazione dei contratti a termine in rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Gli uffici open space favoriscono la collaborazione, ma possono rendere più difficile concentrarsi. Una ricerca condotta con elettroencefalogrammi su lavoratori impegnati in attività d'ufficio mostra che negli ambienti condivisi il cervello deve impegnarsi di più per filtrare rumori e distrazioni, aumentando lo sforzo mentale rispetto agli uffici chiusi. Il risultato si aggiunge ad altri studi che collegano gli open space a livelli più elevati di stress e a una minore soddisfazione lavorativa. Per questo cresce l'attenzione verso spazi progettati per ridurre rumore e interferenze, o verso modalità di lavoro ibride che non inibiscano la socializzazione. 80 anni fa, con il diritto di voto, le donne italiane conquistarono l'accesso alle urne e alla vita democratica del paese. All'abbazia di Monte Cassino, lo SPI CGIL ha promosso 2 giornate di confronto dedicate proprio a questo lungo cammino. L'esclusione delle donne dai processi partecipativi è un'esclusione millenaria. C'era, neanche troppo sottaciuta, diciamo così, un'idea delle donne come soggetti incapaci di avere pensieri astratti, incapaci di essere autonome nel pensare a sé, incapaci di dare un contributo alla costruzione della comunità. Idee ancora annidate in stereotipi e pregiudizi. Una parola a cui ci siamo disabituate è fatica. Cioè, la militanza è fatica, è investimento personale oltre che sociale e politico. Mi viene da dire non si scappa dalla militanza. Se c'è forse un tragico errore che noi abbiamo fatto, che la mia generazione ha fatto, che forse la generazione di mia madre ha fatto, è immaginarsi che consegnava, diciamo così, il pacco pronto. Quello che doveva essere conquistato era stato conquistato e quindi il cammino sarebbe stato più semplice. In realtà la storia, diciamo così, del movimento, delle conquiste delle donne non è mai stata una storia lineare nel tempo, come non è stata lineare l'evoluzione dei movimenti femministi e la loro relazione con le associazioni, con le istituzioni, con la politica, come non è stata mai lineare la relazione, diciamo così, del movimento delle donne, delle battaglie delle donne con la produzione legislativa delle donne. Le conquiste del passato vanno custodite e rinnovate perché la piena uguaglianza si costruisce ogni giorno. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.
Amiche ed amici sportivi, ben ritrovati qui nello studio di Stadium TV, le storie e i personaggi dello sport di base con noi anche quest'oggi. Eccoci in piena estate e non abbiamo certo bisogno del riscaldamento muscolare per entrare subito nel vivo sui campi di gara del Centro Sportivo Italiano. Siamo esattamente, cioè, al centro dello sport in Italia. Abbiamo oggi tanti sport da mostrarvi, siamo infatti nel pieno della volata a scudetto con tante squadre del CSI in campo. Cominciamo per gradi, dai quintetti, calcio a 5 e pallacanestro giovanile hanno eletto i loro campioni. Dal 21 al 25 giugno la città di Pesaro ha ospitato le finali giovanili del calcio a 5 e della pallacanestro. In campo quasi 500 finalisti di 38 squadre, portacolori di 22 comitati e 12 regioni italiani per eleggere le 7 sorelle d'Italia. Nel capoluogo marchigiano, celebre Basket City italiana, si sono assegnati 7 scudetti, 4 nel basket e 3 nel calcio a 5. Sulla Sirena è arrivato il titolo cestistico Under 13 che ha premiato di un punto il San Pio X Mantova sui pistoiesi della Aiana 2000. Sul parquet ragazzi fanno festa i capitolini del Monte Sacro Roma che battono di +5 proprio i pari categoria del San Pio X Mantova. Mai in discussione il titolo allievi cucito nel 2026 sulle maglie della Virtus Castenaso del CSI Bologna che esulta sotto canestro anche per il titolo Juniores grazie al quintetto Sport Insieme. Sui campi verdi del calcio a 5 gioia incontenibile per i salesiani lucani della PSG Don Bosco Domenicolo Russo di Potenza, campioni nazionali allievi. Nei juniores vincono i siciliani del Via Grande Acireale a nord il terzo titolo del calcio a 5, quello dei ragazzi ottenuto al Villa Park dai giovani della Marca Futsal Treviso. Da Pesaro saliamo lungo l'Adriatico in Romagna, precisamente a Cesenatico. Dalle reti e dalle retine dei canestri passiamo invece alle reti divisorie del volley. Dai quintetti ai sestetti. Chi avrà vinto i titoli del CSI nella pallavolo lo scopriamo subito assieme. Il litorale romagnolo ha ospitato le finali dei campionati nazionali di pallavolo del CSI, appuntamento realizzato con il sostegno della regione Emilia-Romagna, APT Servizi Emilia-Romagna e Sport Valley. Quasi 2000 persone con un totale di circa 1500 atleti in gara nei vari sport di ambo i sessi. Nelle allieve la finale ha premiato le giovani del Corlo Modena 2-7-0 contro la Accademia di Pallavolo Valle Camonica. Nel girone unico tricolore della categoria allievi la PGS Fides Modena contro gli etnei della Gupe Volley Catania si è aggiudicata il titolo. Ancora assegno Modena nei juniores con la Spezzanese campione e il Volley Sassuolo secondo. Nella stessa categoria juniores, in campo femminile, incoronate reginette le ragazze trentine dell'Eix Levico Caldonazzo Volley, vittoriose 2-0 sulle bresciane del Real Volley. E rimaniamo ancora nella pallavolo, ma semplificata e solo per donne, ma che dico, solo per mamme. Si chiama infatti Mamanet, è uno sport sociale dedicato alle mamme sportive, coloro che vogliono cioè tornare a giocare ma senza gli eccessi dell'agonismo e riscoprendosi in forma, cariche di energia, valorizzando se stesse. Vediamo insieme. Molto di più di una semplice competizione sportiva. È stato un momento storico per una disciplina in continua crescita, capace di coinvolgere tantissime donne accomunate dalla voglia di fare sport, stare insieme e condividere emozioni autentiche. La solita rete ed i sestetti della pallavolo, c'è però anche il classico terzo tempo cestistico da apprezzare. 12 squadre da tutta Italia, dal Salento alla capitale, e 140 circa le donne e mamme che si sono affrontate nelle bollenti palestre di Cesenatico per aggiudicarsi il titolo di campionesse nazionali.
In campo non solo agonismo e voglia di vincere, ma anche tanti sorrisi, rispetto, fair play e tanta voglia di costruire una comunità in cui la donna possa tornare a valorizzare il proprio posto, non solo nella società ma anche nello sport. È stata la squadra delle Giannet di Forlì ad aggiudicarsi la prima edizione del campionato in arancio-blu, dimostrando grinta e spirito di squadra. Al secondo posto le romane dell'Icaro, terzo e quarto posto a Forlimpopoli con le Pink Ladies terze e le Mamasitas quarte. Il cammino è appena iniziato, ma una certezza già c'è. Il Mamanet ha trovato nel CSI una casa e il CSI ha trovato nel Mamanet una disciplina capace di trasmettere entusiasmo, valori e una straordinaria voglia di stare insieme in nome dello sport. E il 1 luglio si è concluso un altro campionato nazionale di pallavolo. In campo, sempre a Cesenatico, c'erano i sestetti delle categorie Under 13, ragazze e ragazzi. Sempre Cesenatico, sempre profumo di scudetto all'Eurocamp quartier generale delle finali CSI dei campionati nazionali di volley, appuntamento realizzato col sostegno della Regione Emilia-Romagna, APT Servizi Emilia-Romagna e Sport Valley. Dal 27 giugno turnover sotto rete, negli stessi impianti pallavolistici in scena sono entrati i sestetti qualificatisi alle finali Under 13, ragazze e ragazzi. Oltre 600 atlete ed atleti schierati in rappresentanza di 49 squadre di 12 regioni CSine. 10 squadre finaliste nel 6 contro 6 Under 13, torneo in cui la finale del Palapip ha sorriso al tie break alle Volley Castelvetro 2-1 opposte alle Lariane della Polisportiva Sant'Agata Como. Vince un altro titolo Trento nella pallavolo CSI. Il sestetto della ATA Trento Volley vince al tie break contro la PGS Jolly Castagnole di Alba. Nella categoria ragazzi misto 6 partite giocate e 6 vinte per la Mape Volley Catania. A punteggio pieno in campo maschile dopo 6 gare tra andate e ritorno il percorso reggiano della Volleyball San Martino, che si cuce addosso lo scudetto ragazzi perdendo un solo set, convincendo in ogni gara sia negli schemi che nei fondamentali di attacco e difesa. E dai primi di luglio la rete della pallavolo ha passato poi il testimone a quelle del calcio. Vediamo ora i primi gol scudetto del calcio a 5 e nel calcio ad 11. Tifo, bandiere, colori anche a Cesenatico. Non saranno i mondiali di calcio, ma è la stessa carica emotiva umana prodotta in Romagna dal pallone CSI che a Cesenatico ha assegnato 6 scudetti, 3 nel calcio ad 11 e 3 nel calcio a 7 per le squadre delle categorie ragazzi, allievi e juniores. 41 squadre finaliste, 17 nel calcio ad 11 e 24 nel calcio a 7. A spilare le bandiere di 10 regioni con predominanza lombarda e piemontese. Gli scudetti del calcio a 7 sono andati tutti a Milano, quello allievi ai Diavoli Rossi, quello juniores alla ASD Ganna e quello ragazzi alla Fenice. Nel calcio ad 11 vince ancora Milano nei juniores con lo scudetto cucito sulle maglie della Sams, mentre fa doppietta il CSI Caserta con le formazioni della Macerata Campania Academy, che conquistano sia il titolo allievi sia quello ragazzi. Riconoscimenti al miglior portiere, il capocannoniere, il miglior giocatore, il fair play ed il player of the match come nella Serie A Anylive. La Lega Calcio Serie A ha infatti collaborato col CSI nell'organizzazione delle finali nazionali ragazzi, fornendo alle squadre le divise da gioco, palloni e fasce da capitano, tutte a sostegno della campagna antidiscriminazioni Keep Racism Out. Vince e convince sempre più nel CSI lo sport integrato, quello vissuto e giocato insieme, dove le diversità e le evidenti differenze anziché divisive divengono occasione di collaborazione e di inclusione. Anche per le attività nel mese di luglio è tempo di scudetti. Shark Enjoy e gli amici di Emmy e Chiara del Dosso bissano la vittoria a scudetto nei campionati nazionali delle attività paralimpiche.
Le due formazioni cremonesi hanno difeso sempre in Emilia-Romagna il titolo conquistato giusto un anno fa a Castellarano, rispettivamente nella pallacanestro e nella pallavolo integrata. Oltre al basket e al volley, il CSI ha assegnato negli sport di squadra anche il titolo del calcio a 5 integrato, dove il successo è andato ai vicecampioni in carica, ossia il quintetto reggiano della San Martinese davanti a Calcico Sarnico e Canarini 1912. Il movimento paralimpico del CSI ha coinvolto in questo epilogo di stagione 13 squadre in Romagna e circa 200 persone, sommando ai 156 atleti una cinquantina di accompagnatori. Lombardia ed Emilia-Romagna sono state le regioni più attive nel campo dell'attività sportiva per atleti con disabilità. La premiazione finale è stata un momento intenso di partecipazione e condivisione tra tutti i partecipanti. La logica CSI è quella di sempre, mai soli. Insieme lo sport diventa fattore di normalizzazione e di sperimentazione in una uguaglianza che non sta nei risultati ma nell'esperienza comune della festa e della gioia di vivere. E restiamo ancora legati e collegati al tricolore, ma andiamo sui pedali e corriamo in Abruzzo, dove ai piedi della Maiella si è svolto il campionato nazionale ciclistico CSI di Mediofondo Strada. L'ottavo traguardo tricolore per il ciclismo del CSI ha regalato in Alto Abruzzo emozioni, spettacolo e momenti di autentica partecipazione, riunendo sulle strade abruzzesi tanti appassionati delle due ruote. Il campionato nazionale mediofondo CSI 80 km di discese e salite all'interno del Parco Nazionale della Maiella ha visto correre oltre un centinaio di ciclisti, incoronando sul podio 12 campioni nella specialità. Il più veloce di giornata è stato il 38enne sannita Davide Messina, tra i 4 protagonisti della fuga giusta di giornata. Il portacolori della ASD Messina 1925 di Benevento ha vinto il titolo CSI nella categoria M2. Dietro di lui il campione dei Master 1 Mirko Zanni, anche lui campano del CSI Sessa Urunca in maglia Momo Bikers. Terzo crono domenicale il tempo registrato da un abruzzese Mirko Collina della Colonnella Pescara. Oh che bel castello! E sì, ci sta tutto il ritornello, stavolta guardate che spettacolo e le gare di droni in volo sui cieli umbri di Città di Castello. 3 pollici e open, queste le categorie del drone racing che hanno animato sabato 27 e domenica 28 giugno a Città di Castello la tappa umbra del campionato nazionale CSI. Visori, cuffie e le abili manovre dei droni che si sfidano in una corsa di velocità tra evoluzioni all'ultimo respiro. Lo stadio Bernicchi ha visto cimentarsi i migliori piloti associativi in diverse heat. Riflessi fulminei, traiettorie spettacolari, qualche inevitabile crash e il power energetico ad accompagnare i piloti nel pomeriggio umbro tra la curiosità dei tanti presenti. Davvero suggestiva al tramonto della giornata l'ultima appendice della gara, disputatasi in notturna con le varie porte illuminate a LED. Eliche e visore a riposo adesso fino al weekend del 18-19 luglio, quando vicino a Fano, a Monteporzio, ci sarà la finale nazionale con l'assegnazione dei titoli sul circuito disegnato dal DRF Val Cesaro. E adesso rinfreschiamoci un po' tuffandoci nel bellissimo Mar Ligure, si nuota in acque aperte. Cuffia e boetta pronta per centinaia di nuotatori. Si è svolta a metà giugno a Bergeggi una delle manifestazioni natatorie più importanti del calendario italiano. A Imponente, l'evento in acque libere organizzato da Stile Libero ASD con il patrocinio ed il contributo del Centro Sportivo Italiano, dell'area marina protetta di Bergeggi e di Avis Vado Ligure. Da sempre la manifestazione offre diverse possibilità di partecipazione, pensate per coinvolgere il maggior numero di atleti, indipendentemente dall'età, dall'esperienza e dalle capacità tecniche, accomunati dalla passione per il nuoto in mare aperto e dalla possibilità di gareggiare in totale sicurezza.
più di 300 i partecipanti, provenienti anche da alcuni paesi europei, una sessantina quelli impegnati nella tappa del campionato CSI. In gara a Imponente 2026 anche una quindicina di atleti con disabilità intellettivo-relazionale, una manifestazione che ha avuto anche un ottimo riscontro di pubblico in un contesto naturale e splendido davanti all'isola di Bergeggi. Dalla Liguria alla Toscana poca strada, tanta ne ha fatta invece la Coppa della Pace. Vediamo insieme nel prossimo servizio. Lo sport come linguaggio universale di pace, inclusione e comunità. Il Centro Tecnico Federale di Coverciano e lo Spazio Reale di Campi Bisenzio hanno ospitato a giugno le finali regionali di calcio a 5 e di pallavolo Coppa della Pace. L'iniziativa ideata e promossa dall'Associazione Le Scintille di Maria ODV insieme al CSI Toscana. Nel calcio ha vinto la squadra di San Piero a Sieve, mentre nel volley il successo è andato alle Barbagianni della diocesi di Volterra. Ora le due squadre vincitrici si prepareranno per la trasferta a Meggiugori per l'evento finale in programma dal 30 luglio al 2 agosto. E come sempre sul finale di puntata ci sono gli appuntamenti del mese. Ce n'è uno particolarmente importante perché, lo sappiamo bene, il gioco in estate si trasforma e si svolge nei centri estivi, si avvicina un'estate di sport e inclusione per migliaia di ragazzi, voucher per le famiglie più in difficoltà. Di nuovo Fondazione Conad ETS, Centro Sportivo Italiano, rilanciano il torneo nazionale estivo degli oratori. E anche noi di Stadium TV siamo tutti in gioco, collegati ora con la direttrice di Fondazione Conad ETS, Maria Cristina Alfieri. Ciao Cristina, come stai anzitutto? Ed è tutto pronto anche quest'anno? Ciao Felice, innanzitutto un saluto a tutte e tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento. È un piacere tornare anche quest'anno a commentare questa nostra iniziativa che è partita con grande entusiasmo come tutti gli anni e che siamo orgogliosi come Fondazione Conad ETS di sostenere insieme al Centro Sportivo Italiano. Ecco, nello specifico si tratta appunto di tanto gioco, passione, amore e attenzione soprattutto ai più piccoli, dagli istruttori ai parroci, dagli educatori agli animatori, un approccio allo sport soprattutto come veicolo di cambiamento positivo. Assolutamente, è un'iniziativa che mette in rete anche quest'anno ben 64 oratori su tutto il territorio nazionale, coinvolge 9.000 bambini in attività di gioco e 2.000 bambini che non hanno disponibilità economiche potranno accedere a questi giochi grazie al sostegno di Fondazione Conad ETS. In ogni oratorio faremo tutta una serie di attività appunto grazie al personale del Centro Sportivo Italiano che intratterrà i bambini in tanti tipi di iniziative sportive diverse. Ogni oratorio maturerà un punteggio e poi i 5 oratori che avranno raggiunto il punteggio più alto disputeranno delle finali interne che porteranno alla premiazione di 20 bambini per ogni oratorio che riceveranno ciascuno di loro una tessera prepagata da 50 euro per fare la spesa nei negozi Conad dei loro territori. I 5 oratori in cui si svolgeranno le finali quest'anno sono Genova, Cremona, Padova, Ascoli Piceno e Cava dei Tirreni. Quindi ancora una volta rappresentata molto bene tutta l'Italia, tutto il territorio nazionale e soprattutto penso un'occasione preziosa per animare le giornate in oratorio in un modo simpatico e inclusivo, perché sottolineo questi giochi coinvolgono tutti, coinvolgono anche chi ha delle fragilità, che possono essere fragilità economiche e quindi li aiutiamo pagando appunto la quota di iscrizione a questi giochi, sia chi ha per esempio disabilità fisiche, perché sono previsti anche dei giochi inclusivi che possono tranquillamente fare anche i ragazzini e le ragazzine con diverse abilità.
Cristina, bellissimi luoghi dove ci sarà ovviamente anche Stadium TV, ci saremo per documentare tutto e far vivere appunto anche ai nostri ascoltatori questa esperienza. Saremo nelle 5 finali, ma ricordiamo appunto sono 4 edizioni e con il CSI ormai c'è un'affinità valoriale molto forte, no? Siamo un po' compagni di squadra, non si vuole lasciare indietro nessuno, anche qui in ambito sportivo si crede fortemente nelle persone oltre le cose. Esatto, noi abbiamo pensato a questo progetto insieme e ci siamo rivolti subito per sviluppare il centro sportivo italiano proprio per l'affinità valoriale che dicevi, perché comunque organizza delle attività sportive che impiegano lo sport non in chiave competitiva, ma in chiave valoriale, cioè lo sport come strumento di inclusione, sport come palestra di allenamento e di sviluppo di valori positivi, e quindi questo ci piaceva tantissimo. E poi il fatto che questa filosofia mette appunto al centro le persone, quindi la loro specificità, i loro bisogni, le loro esigenze e non solo la competizione fine a se stessa. E salutando Maria Cristina Alfieri, ringraziando lei in particolare, ma tutta la Fondazione Conad ETS per il contributo alle famiglie e a tutto lo sport estivo. Seguiremo ovviamente da vicino tutte le tappe di Tutti in Gioco, andiamo a vedere a fine puntata cosa c'è in cartellone nel luglio del CSI. Ecco i prossimi appuntamenti con i campionati nazionali. Dal 9 al 12 luglio la fase finale del campionato nazionale di calcio a 5, a 7 e a 11 e di pallacanestro riservato alle categorie Open e Top Junior si svolgerà nel territorio del Monferrato piemontese e nello specifico nelle città di Asti, Canelli e Nizza Monferrato. Cava dei Tirreni attende il grande volley dilettantistico nazionale, il CSI Cavese, sabato 4 luglio presso la sala conferenze del complesso monumentale di San Giovanni ha presentato ufficialmente le finali dei campionati nazionali Top Junior Open di pallavolo in programma sul territorio metelliano dal 9 al 12 luglio. Il 12 luglio all'Aquila si terrà la cicloturistica alle pendici del Gran Sasso, valida come campionato nazionale di escursionismo MTB CSI. L'organizzazione è a cura del comitato CSI di L'Aquila in collaborazione con la ASD Sport and Events. L'itinerario prevede partenza e arrivo presso il campo da rugby di Paganica. Domenica 19 luglio in terra Ciociara, altre maglie tricolori ciclistiche CSI in palio. A Serrone, in provincia di Frosinone, si terrà la cronoscalata Serrone, valida come campionato nazionale cronoscalata CSI. L'organizzazione è a cura della ASD Ciclistica Ciociara, percorsi lunghezza 8 km e 11 km con pendenza media dell'8%. La corsa in montagna eleggerà i campioni CSI 2026 in Friuli a Tarvisio. La prova individuale si svolgerà il 18 luglio con partenza e arrivo presso la telecabina del Monte Lussari e tutte le categorie in gara. Domenica 19 luglio 2026 si correranno le spettacolari staffette delle regioni, composte da 5 concorrenti che assegneranno i titoli nazionali giovanili ed assoluti. E ovunque voi siate, al mare, in montagna o anche in città, l'appuntamento con Stadium TV e lo sport del CSI è fra 15 giorni sempre su questi schermi. Non mancate, perché lo sport del CSI, ricordate, non va mai in vacanza. Ciao, vi aspetto!
Cari telespettatori della Tenda TV, ben ritrovati sulla nostra rubrica estiva A Tutto Grest, una rubrica che vuole raccontare la vivacità, la bellezza delle attività nelle nostre parrocchie, delle parrocchie della diocesi di Vittorio Veneto durante il periodo estivo. Raccontare la vita delle comunità, raccontare l'esperienza che i giovani fanno, delle famiglie, dei bambini, dei ragazzi, raccontare il senso di condivisione e di gioia che animano i nostri oratori. Oggi ci troviamo al Grest San Giovanni Paolo II della parrocchia di San Vendemiano. Andiamo a conoscere i protagonisti di questo splendido Grest, andiamo a vedere i volti, le attività, i giochi, i laboratori che vengono proposti da dei bravissimi animatori ai bambini di questa comunità. Insieme a noi, tutti insieme, girls and boys, ma cantare inizia lei, dopo tu risponderai. Don Federico Amianti, cappellano di San Vendemiano e di Zoppè e Saccon, siamo qui con te, raccontaci un po' il Grest di San Vendemiano. Beh, ci sono 250 ragazzi dalla prima elementare alla terza media, tenuti da animatori, un centinaio, dalla prima alla quinta superiore, naturalmente anche con i volontari adulti che ci aiutano nelle varie incombenze della giornata. Il Grest comincia alle 8:45 del mattino e finisce alle 16:30 del pomeriggio, c'è la possibilità di mangiare qui in oratorio. Tanti bambini, tanti ragazzi, tanti animatori. Com'è la preparazione a questo Grest? È un Grest, diciamo, di queste dimensioni richiede una preparazione fatta per tempo, quindi noi partiamo alcuni mesi prima e organizziamo per gli animatori gli incontri di formazione perché abbiano la possibilità di capire cosa significa stare con i ragazzi, prendersi cura dei bambini, farli divertire e soprattutto trasmettere loro quello che è il messaggio del nostro Grest, che è un Grest che vuole parlare di Gesù e del Vangelo. E per questo facciamo 5 incontri di formazione aiutati da degli esperti che organizziamo a partire da maggio, proprio pensati per i ragazzi delle superiori. Tutti i temi del Grest sono pensati da un'equipe di volontari giovani che già alcuni mesi prima del Grest si ritrovano per cercare di pensare qual è il modo migliore per trasmettere il messaggio che vogliamo portare loro. Quest'anno il titolo del Grest è Dalla parte giusta, e la parte giusta è proprio quella di Gesù. Il messaggio che vogliamo dare è insegnare ai ragazzi che scegliere una vita cristiana non è una scelta come le altre, è una scelta che comporta delle responsabilità, del coraggio e la voglia di voler bene agli altri. Quindi attività di laboratorio, gioco, ma anche un momento insieme all'inizio con una proposta degli animatori. Qual è l'ambientazione che avete scelto quest'anno per caratterizzare questo Grest 2026? Grazie a un gruppo teatrale molto preparato, quest'anno noi proponiamo come ambientazione un'ambientazione western, precisamente il famoso film italiano Lo chiamavano Trinità, nella quale si seguono proprio due personaggi, due attori che vorrebbero fare i banditi ma che in realtà poi si ritrovano ad aiutare gli altri, ad aiutare l'oppresso, ad aiutare chi è in difficoltà. E quindi questo western con il tono molto divertente ci sembrava molto bello per trasmettere il messaggio che avevamo in mente. E tutti i copioni sono stati estesi dagli animatori stessi del gruppo teatro, che hanno anche pensato ai costumi e all'ambientazione per rappresentare in scena quello che è un film amato davvero da generazioni di italiani. Siamo qui con Gabriele. Gabriele, come sta andando il Grest qui a San Vendemiano? Sta andando molto bene. Abbiamo iniziato settimana scorsa, ma comunque sta andando molto bene questa esperienza estiva qui a San Vendemiano. Angelica, cosa ti piace di più del Grest di San Vendemiano? Stare insieme ai bambini e fare le attività di gruppo, quelle che facciamo in aula. Maria Vittoria, raccontaci qualcosa delle attività che fate nei gruppi.
e ci sono diverse attività nei gruppi, specialmente al mattino, e sono attività comunque che istruiscono il bambino e gli fanno capire nuove cose, scoprire nuove cose. Davide, raccontaci qualcosa della mattina degli animatori e anche dell'inizio del GREST qui a San Vendemiano. Allora, noi arriviamo qua verso le 8:30 per fare la preghiera animatori e successivamente dopo abbiamo i balli di gruppo con gli animati e il teatro. Successivamente adesso abbiamo appena finito l'attività di gruppo che è un'attività più formativa. Adesso abbiamo la ricreazione, poi dalle 11 a mezzogiorno abbiamo i giochi. E infine dopo andiamo a casa per la pausa pranzo, la maggior parte degli animatori. Filippo, è la tua prima volta al GREST? Hai fatto altre esperienze? No, ormai è il 4º anno che faccio qua al GREST, ogni anno è sempre più bello. Raccontaci qualcosa magari dei pomeriggi che fate con i ragazzi. I pomeriggi, la prima attività sono i giochi senza frontiere, poi successivamente vengono divisi nei vari laboratori con i vari responsabili. Ogni mattina il GREST si apre con una scenetta preparata da voi animatori. Quanto lavoro c'è dietro e quanto piace soprattutto ai bambini? Beh, allora i bambini si divertono sempre molto. Il lavoro dietro è molto, al mattino veniamo qua alle 7:35 per provare la scenetta che faremo alle 8:30 e poi ci fermiamo dopo pranzo per provare quella del giorno dopo. E comunque c'è tutto il lavoro per preparare i costumi, scrivere il copione e fare gli oggetti di scena. E tutto quello che vedete comunque è realizzato da noi con il nostro impegno, però ci mettiamo la passione e siamo molto contenti di farlo. Siamo qui con Ronzino, un personaggio fondamentale di questo GREST. Ronzino, come sta andando il GREST a San Vendemiano? Che discorso lungo. Sta dicendo che sta andando benissimo, che si sta divertendo, che ti danno tante carote, hai detto anche, e che i bambini sono come sono i bambini, non ho capito? Ah, sono stupendi e meravigliosi. Allora direi che dobbiamo fare un applauso al nostro Ronzino. Voi siete? Aida, Matilde, Gioia, Elison. Da quanti anni vieni al GREST di San Vendemiano? Questo è il 6º. Che cosa ti piace allora di più del GREST e perché ogni anno ritorni? Ritorno per la compagnia, per le attività pomeridiane, per i giochi, un po' per tutto. Gli animatori sono bravi? Sì, dai, sì. Senza di loro non si potrebbe fare niente, quindi. Che cosa ti piace di più della mattina al GREST di San Vendemiano? La scenetta, perché è molto divertente e gli attori sono molto bravi e riescono a interpretare bene la storia. Al GREST fate anche qualche uscita, qualche gita? Sì, molte. Ogni venerdì facciamo una gita o un'uscita, tipo lo scorso venerdì abbiamo fatto la biciclettata e questo venerdì andremo a vedere un museo degli aerei storici. Consigliereste il GREST alle vostre amiche? Io sì, molto, perché comunque, come ha detto prima Ida, si sta bene in compagnia e è molto bello, anche si fanno belle cose, sì. Salutate i telespettatori della Tenda TV. Ciao! Il vostro oratorio è davvero ampio, grande, con tanti spazi sia all'esterno che all'interno. Vediamo qui sulle queste pareti anche i disegni dei GREST passati. Di cosa ci puoi raccontare? Ogni anno, grazie alla capacità artistica dei nostri animatori, viene fatto un murales sul tema dell'anno. Abbiamo visto quello del 2024 sull'Isola del Tesoro, che è il tema teatrale che abbiamo messo in scena. E questi murales sono realizzati dai ragazzi nei laboratori che si tengono al pomeriggio. Ci sono chiaramente degli animatori preparati con capacità artistiche e cerchiamo così anche di abbellire il nostro oratorio per tutto l'anno. Qui possiamo vedere il murales del GREST dell'anno scorso, ambientazione Tre Moschettieri, e questo è proprio il lavoro che hanno realizzato gli animatori assieme ai ragazzi. Quest'anno, come dicevamo, con il tema lo chiamavano Trinità, stiamo già realizzando il nuovo murales, eccolo qui,
in cui possiamo vedere Bambino e Trinità, Bud Spencer e Terence Hill, e pian piano stanno emergendo le figure dei loro avversari e della famiglia di coloni in difficoltà che aiuteranno. Don Marco Zarpellon, parroco di San Vendemiano, di Zoppei di Saccon anche. Cosa vuol dire fare il GREST in una parrocchia? Qual è il valore aggiunto in una comunità di questa esperienza? Il valore aggiunto sicuramente è quello del servizio dei ragazzi. Io ho sempre fatto GREST pensando all'importanza che ha di impegnare nel servizio dei più piccoli gli animatori, insomma, quindi formare gli animatori, far sì che siano gruppo, che si mettono al servizio dei ragazzi più piccoli con generosità, nella preparazione pre-GREST, nell'attuazione, nella sistemazione. Io dico così, per me il GREST è fatto soprattutto per gli animatori, poi abbiamo anche tanti ragazzi, bambini, famiglie che beneficiano di questo servizio e quindi questa è una conseguenza bella, però innanzitutto dal punto di vista del servizio pastorale, dell'azione pastorale, è un modo per coinvolgere i ragazzi delle superiori per un fine buono e anche cristiano, perché non facciamo soltanto animazione o impegniamo il tempo libero dell'estate, ma cerchiamo anche di dare un profilo di fede, c'è un momento di preghiera, c'è un momento di riflessione, c'è un filo conduttore che è un modo per annunciare il Vangelo ai più piccoli, approfittando di avere tanto tempo a disposizione con loro. Penso che sia questo in sintesi. E cosa si può portare a casa un giovane, un animatore che dedica dei mesi della propria estate, delle proprie vacanze per vivere questo servizio? A me pare che i ragazzi quando cominciano a fare questo servizio abbiano, come dire, il freno a mano tirato, no? Perché vuol dire sacrificio, vuol dire tempo, vuol dire formazione. Poi man mano che si va avanti, no? Di settimana in settimana, notiamo che ci sono davvero quasi tutti, ma alcuni in particolare ti fanno capire che l'esperienza di servizio cresce man mano che loro si rendono conto di fare qualcosa di gratuito che gli riempie il cuore. Quindi potersi interfacciare, conoscere, riconoscere dai bambini, portarli nel cuore, fa sì che pian piano i ragazzi si sentono che questa sì è la loro casa, gli animatori sentono che questa è la loro casa, ma che la relazione che hanno con i ragazzini è una relazione veramente fraterna, si vogliono bene, quindi io penso che questo sia una bella traccia evangelica, insomma, tant'è vero che quando finisce il GREST c'è sempre il senso della delusione che tutto sia finito, si andrebbe avanti per inerzia, penso per altre settimane, con tanta meno fatica e con tanta più gioia forse, perché si è capito il valore della generosità gratuita, è quello che cresce, insomma, di settimana in settimana, mi pare di poter dire. Siamo qui al bar dell'Oratorio con Mariangela e Marina. Qual è il gusto di ghiacciolo più venduto al vostro bar? Il limone. Cosa vuol dire mettersi a disposizione della parrocchia in questo servizio per i ragazzi e per gli animatori? Mi fa piacere aiutare, visto che comunque i miei figli vengono qui al GREST, e poter anche io dare una mano, visto che la parrocchia dà questa grande opportunità per trascorrere l'estate in un modo sereno e anche sano, con dei bei valori ai nostri ragazzi. Voi vi chiamate? Santiago. Ines. Che cosa vi piace di più del GREST? Stare in compagnia con gli amici e giocare a calcetto. Mi piace la scenetta e mi piacciono i laboratori al pomeriggio. C'è un laboratorio che ti piace in particolare? Mi piace il laboratorio di traforo. Tagliamo il legno per fare delle forme. Siamo in chiusura di questa puntata di A Tutto GREST dall'Oratorio di San Vendemiano con Don Federico. Don Federico, l'esperienza del GREST cosa lascia ai ragazzi, cosa lascia agli animatori, alle famiglie e anche alla vostra comunità di San Vendemiano? Tutto l'anno, quando incontro i bambini e i ragazzi che hanno frequentato il GREST, mi dicono: ciao Don, quando è che ricomincia il GREST? Effettivamente il GREST sono 4 settimane in cui i ragazzi si divertono tantissimo, si sentono amati, e quello che mi preme dire è che il GREST non è solo un luogo in cui i ragazzi possono stare quando
le scuole sono chiuse o che aiuta i genitori che sono al lavoro per tenere i ragazzi sorvegliati. No, il GREST è proprio la comunità cristiana che si prende cura delle nuove generazioni nel periodo dell'estate, facendo vivere l'oratorio, luogo in cui si vuole seguire Gesù. E questo è quello che proviamo a fare qui nel GREST di San Vendemiano e per questo voglio davvero ringraziare tutti i volontari che ci aiutano a portare avanti questa iniziativa della nostra comunità. Da San Vendemiano è tutto, dall'oratorio San Giovanni Paolo II concludiamo la nostra puntata di A Tutto GREST. Ricordo che potete rivedere questa puntata sul sito www.latendatv.it e sul sito dell'Azione. Un caro saluto a tutti. Buonasera, benvenuti, ben ritrovati in questa nuova puntata di Facciamo il Punto, un programma che torna di tanto in tanto a ricordarci l'attenzione su alcuni temi del sociale del nostro territorio. Questa rubrica infatti è organizzata dall'Ufficio della Pastorale Sociale, Lavoro, Giustizia, Pace e Salvaguardia del Creato della Diocesi di Vittorio Veneto in collaborazione con la Tenda TV. Questa sera ci ritroviamo insieme per scoprire cos'è accaduto ormai un paio di settimane fa con la costituzione di una nuova fondazione del nostro territorio, del Vittoriese, Fondazione Limen ETS. Abbiamo allora qui stasera in studio con noi Massimo Ciacchi, presidente della cooperativa Terra Fertile. Buonasera. Renata Darè, che è la presidente di Anfas Sinistra Piave APS. Buonasera. Io in doppia veste, sia come conduttore per il lato pastorale sociale, ma anche rappresentante della Fondazione Caritas Vittorio Veneto ETS, che insieme agli altri due partner è il fondatore della Fondazione Limen, di cui abbiamo parlato. Limen, un nome già in sé particolare, significa tante cose. In latino significa la soglia, quindi il punto in cui ci si incontra, il limite tra il dentro e il fuori, il luogo principe dell'inclusione per far entrare, includere, per far uscire e contaminare con idee nuove, ma in greco significa anche porto, approdo sicuro,